Birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati anche a questo appuntamento del pomeriggio con le notizie flash su friulitv.net. Nella notte tra ieri e oggi ignoti hanno manomesso il bancomat della Banca Ter di Varmo, ma senza riuscire ad asportare il malloppo. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della stazione di Rivignano con il nucleo operativo e radiomobile di Latisana. Stessa tecnica e modalità dello sportello ATM della banca a Basaldella, quello che poi andò a buon fine con 3.000 euro prelevati. Alla fine solo danni materiali. Non possiamo dimenticare quello che è accaduto il 9 ottobre 1963 nella Valle del Piave a Erto, Casso e Longarone. Oltre ad aver causato quasi 2.000 vittime innocenti, questo evento ha provocato una ferita profonda nella storia e nel tessuto sociale di questo territorio e dell'intero paese. Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in un messaggio inviato in occasione di una cerimonia di commemorazione delle vittime promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Parlamento europeo per estendere la memoria di quegli eventi all'intera collettività dell'Unione Europea. E adesso andiamo a Parigi con la foto, eccola qua, perfetto. Dopo essere stato ammirato e fotografato, aver emozionato i più piccoli e lasciato a bocca aperta un pubblico di tutte le età, nel suo ultimo saluto alla città, il mese scorso in Piazza Unità a Trieste, l'enorme triceratopo Big John ha trovato nuovi entusiasti fan oltralpe, registrando un'accoglienza da vera e propria star al suo sbarco a Parigi. Ad attenderlo, numerosa al suo arrivo alla stampa internazionale, e un folto gruppo di appassionati e curiosi. Il dinosauro, di quasi 8 metri di lunghezza, acquisito e preparato dai paleontologi della ditta triestina Zoic, capitanati da Flavio Bacchia, sta registrando un pieno di presenza nello spazio espositivo che gli hanno riservato i magazzini Galerie Lafayette. Il gigantesco scheletro di Triceratopo, letteralmente faccia con 3 corna, uno dei più iconici e noti dinosauri di sempre, ha confermato anche nella capitale francese la fama acquisita durante i mesi di preparazione a Trieste ed adesso attesissimo all'asta che ne deciderà la destinazione finale il prossimo 21 ottobre. Andiamo a chiudere con Gorizia. L'evoluzione dell'istituzione manicomiale sarà al centro di alcuni incontri in programma domani a Estoria, Festival internazionale della storia di Gorizia. Al via oggi è dedicato al tema della follia, con alcuni protagonisti del panorama culturale italiano e mondiale che si interrogheranno sulle molteplici declinazioni della rappresentazione della malattia mentale tra pittura, letteratura, teatro e cinema. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio, appuntamento più tardi per eventuali altre finestre informative, ulteriori news sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buon proseguimento di giornata a tutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.